Bentrovati e buon giovedì, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutti i nostri servizi, trovate questo nostro TG in modalità on demand e lo potete scaricare e rivedere quando e come vorrete. Andiamo subito a vedere la prima pagina per quanto riguarda il calcio in questo caso, perché apriamo con la Champions. Ieri sera in campo Barcellona e Inter e c'è stata la vittoria degli spagnoli per 2-0. Poi l'altra gara che riguardava l'italiana era quella del Napoli, che a Parigi affrontava il Paris Saint-Germain e è andato in vantaggio per ben 2 volte il Napoli, poi raggiunto nel finale pareggio 2-2, però grande prestazione della formazione di Carletto Ancelotti. Oggi si continua con le coppe, tocca l'Europa League per il Milan che in casa giocherà contro il Betis e attenzione perché si parla di panchina che potrebbe saltare ed è quella di Rino Gattuso. Certo è che questo incontro con il Betis Siviglia non aiuterà il tecnico rossonero per il momento. Vedremo quello che salterà fuori, quello che succederà in serata e nella giornata di domani. Marsiglia-Lazio vede l'altra squadra italiana impegnata in Europa League appunto in Francia contro il Marsiglia. Rimaniamo nel calcio perché clamorosa, un po' all'italiana, perché ci siamo nuovamente, clamorosa sentenza del TAR che potrebbe gettare i campionati di calcio ancora nel caos totale. Ci spieghiamo meglio, lo saprete magari forse meglio di me, il TAR imporrebbe una Serie B a 22 squadre, falsando in questo modo i 4 tornei a cascata, a catena. Intanto la Lega Pro ha bloccato immediatamente i recuperi, quindi ci si ferma. La Serie A ha visto la 9ª giornata chiusa con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo 0-0, nonostante nessuna rete, è stata una buona partita. In Serie B i trevigiani vanno bene, e in questo caso mi riferisco a Pillon, che è il tecnico del Pescara, che ha il comando con 18 punti. Palermo e Verona inseguono a 14 al secondo posto. Cittadella, Padova, Venezia e Verona sono le squadre che seguiamo naturalmente con i risultati e massima attenzione a questi club. In Serie C il girone B vede Triestina, Vicenza, Pordenone e Virtus Verona. Non si è giocato un infrasettimanale di campionato, ma si è giocato un infrasettimanale, chiamiamolo così, dedicato alla Coppa Italia, con il Lanerossi Vicenza di, vedete la foto di, questa era la presentazione del Lanerossi Vicenza di Diesel e di Rosso, Vicenza che è passato ai rigori eliminando la Triestina. La prossima settimana scatteranno i 16esimi di finale di questo torneo con alle 18:30 Pordenone-Vicenza, già visto tra l'altro in campionato. La Serie D arriva alla 7ª giornata, l'Eccellenza invece all'8ª giornata e ci fermiamo qui, facciamo il punto sulla situazione con Eclisse Carini Pivigina e Nervesa, ascoltiamo il tecnico Della Bella, allenatore dei locali, sentiamolo. Con Della Bella dicevo a mister Ambroso che per entrambe le squadre oggi servivano dei punti, serviva a muovere insomma la situazione, quindi voi in inferiorità numerica bravi a portare a casa questo punto. Ma secondo me l'abbiamo portata a casa perché volevamo far muovere la classifica. E secondo me l'espulsione è troppo forzata, soprattutto al di là dopo del secondo giallo, ma anche il primo era esagerato. E forse se riusciamo a stare in 11 mancavano ancora 20 minuti, 22-23 minuti e potevamo giocarci le nostre carte. Però ho visto crescita ancora, siamo stati sul pezzo fino alla fine, non abbiamo rischiato solo su un calcio d'angolo e dunque la crescita si è fatta sentire anche oggi. Sì, in effetti anche ormai è un trade union questo secondo tempo. Bene, ci siete sia fisicamente che anche con gli schemi di gioco. Abbiamo incontrato intanto una squadra che ha gamba, una squadra che corre, una squadra che pressa molto. L'abbiamo fatta girare meglio il primo tempo forse, nel secondo tempo c'è stato più batti e ribatti e potevamo far meglio qualche azione, qualche passaggio finale che non siamo riusciti a farlo.
però dopo c'è stata l'espulsione e la partita abbiamo cercato di portare a casa il punto, ci siamo riusciti anche senza tanti affanni, mi sembra. Io ho visto che sull'espulsione hai dovuto cambiare poi parzialmente, perché secondo me tiravi fuori, chi tiravi fuori? Ianco, no, mi è dispiaciuto perché appunto Ianco aveva finito la benzina e volevo appunto Frezza che aveva spunto per fargli male in velocità, e questo dopo è successo che forse poteva fare anche a meno di far fallo perché eravamo messi bene, là è stato un po' così, però ripeto, dopo siamo riusciti tranquillamente, soffrendo come è giusto sia, perché loro sono una buona squadra, sono una squadra che gioca tanto, che cerca gli esterni con sovrapposizione di creare superiorità, l'hanno fatto, però ripeto, abbiamo rischiato poco. Mi è piaciuto il carattere di voler a tutti i costi portare a casa punti. Sì, soprattutto quando siete rimasti in 10, lì si è visto. Soprattutto là. Domani vediamo anche il tabellino completo per la prossima giornata, per la prossima domenica e rimaniamo sempre nell'eccellenza perché c'è un cambio d'allenatore, lo abbiamo già annunciato ieri, eccolo qui Stefano Lombardi che non è più il tecnico del Porto Mansuè. Ieri dicevamo che forse in giornata ci sarebbe stato il successore, il cambio ancora da casa Porto Mansuè non arriva nessuna notizia, quindi al momento di andare in onda attualmente non sappiamo nulla, le voci sono quelle di Stefano Andretta che potrebbe sedersi sulla panchina del Porto Mansuè, però attenzione, potrebbe anche essere una soluzione interna che la società vorrebbe trovare. Vi ricordate, sempre nello stesso girone, vi ricordate la gara tra Istrana e Liventina, finita 3-1 per la Liventina? Beh, bisognerà rigiocarla per l'errore commesso dall'arbitro che aveva espulso per doppia ammonizione un giocatore proprio dell'Istrana che non era mai stato però ammonito, quindi lo sbaglio è stato dell'arbitro e allora il giudice arbitro ha deciso che la partita si giocherà. Non saranno molto d'accordo quelli della Liventina che avevano vinto per 3-1, però questo è il regolamento, si giocherà il 14 novembre alle 14:30 ad Istrana per recuperare occasionissima per l'Istrana. 12 giornate di squalifica invece per questo ragazzo che vedete salta Diomandé domenica scorsa in quel di Farra di Soligo, giocatore del Treviso, Corò, che si è beccato 12 giornate di squalifica perché 10 sono per accuse di razzismo a Diomandé proprio e 2 invece per essere entrato in campo dalla panchina quando era già stato cambiato e quindi non poteva entrare in campo e poi ha spintonato un giocatore, quindi 12 giornate di squalifica che vanno a complicare la situazione in casa Treviso, un po' Treviso nella bufera perché pensava di far risultato utile in quel di Farra di Soligo e invece perdendo la formazione del neo entrato Pasa si trova all'ultimo posto in classifica e in più, come se non finisse mai questa situazione di confusione totale al Treviso, sui social spuntano delle frasi, degli inviti dei tifosi del Treviso Calcio a mettere tutta la rabbia contro i giocatori o meglio contro i tifosi del Mestre. Domenica c'è Treviso Mestre al Tenni, quindi signori miei la polizia sarà sicuramente mobilitata, già lo è di suo sempre quando gioca purtroppo il Treviso, questa sarà una giornata caldissima per le forze dell'ordine, immaginiamo, e non vorremmo mai che fosse così. Terza fase della Coppa Italia invece, parliamo di gioco e Trofeo Veneto, quarti di finale nel campionato di eccellenza tra Treviso e Nervesa, Vittorio Veneto Mestre, posticipata questa gara al 14 novembre alle 20:30. Per la promozione invece Campigo Ambrosiana, Trebaseleghe Robeganese, Salzano Opitergina, quindi l'unica trevigiana è l'Opitergina. Vi ricordiamo anche che da domenica per l'entrata in vigore dell'ora solare si giocherà alle ore 14:30, quindi dalla Serie D fino alla terza categoria si giocherà alle 14:30 e questo orario sarà tenuto fino al 24 marzo del 2019. E adesso cambiamo sport, cambiamo con il basket, la TVB, vedete il marchio, dopo la sconfitta di domenica alle 12 al Palaverde contro la Fortitudo, si è rifatta subito ieri sera a Cagliari nel turno infrasettimanale vincendo per 87-72. Buona la prova dei ragazzi di Max Menetti, quindi che ritornano al successo, ritornano alla vittoria, punti importanti per la classifica per non perdere l'aggancio alla vetta.
E adesso il Ponzano Basket, siamo in Serie A2 femminile, sabato prossimo saremo ancora in diretta streaming con voi e per voi dal Palacicogna di Ponzano per trasmettervi la gara di campionato. Intanto andiamo a sentire Maurizio Sottana, tecnico del Ponzano, dopo la vittoria contro Varese di sabato scorso. Maurizio Sottana, allora siamo nel post partita, siamo in diretta su Veneto Globe, una vittoria importantissima per Ponzano, ma anche una partita che è stata più sofferta del previsto alla fine. Sì, perché eravamo a più 15 se non sbaglio e poi ci siamo un po' tranquillizzati e così loro ci hanno beccato subito un po' di canestri facili perché la difesa ha mollato. Partita che è stata decisa probabilmente da Ponzano nel secondo quarto, dove forse si è vista la miglior Ponzano di questa stagione. Diciamo che anche a Milano avevamo visto dei bei giochi e dei buoni risultati. Oggi diciamo che il secondo quarto è stato il migliore di tutti. Un commento generale per te su una partita dove sicuramente era importante alla fine portare a casa il risultato? Sì, era importante, infatti anche le ragazze sapevano che era importante, infatti in qualche momento l'inesperienza si vede quando non si gioca tranquilli a più 15. Senti, un tuo commento anche sull'esordio di Gloria Vian, insomma si vede che deve ancora entrare nei meccanismi, però insomma un'aggiunta importante a questo roster. Gloria Vian era abituata, l'ultimo anno ha fatto bene, l'ha fatto in A1 con determinati meccanismi che qui non ci sono perché non siamo in A1. Poi l'anno scorso ha giocato in una categoria di Serie C se non sbaglio e dunque camminavano. Adesso tra una cosa e l'altra deve rimettersi in sesto, ci vogliono 2 o 3 mesi. Ci vorranno 2 o 3 mesi per rivedere la miglior Vian e ci auguriamo che già da sabato prossimo, insomma, se avrà del minutaggio, farà vedere che le cose sono migliorate. Andiamo con il basket sempre. Ieri turno infrasettimanale anche per la Ruker Sanve, impegnata contro Cesena in trasferta. Purtroppo la Ruker conosce la prima sconfitta stagionale per 72-55, una brutta scoppola per gli uomini di Mian contro comunque, ricordiamolo, una candidata alla vittoria finale del titolo. Ora sabato altra candidata alla vittoria finale del campionato arriva al Palasaccon di San Bendemmiano, Faenza, e servirà sicuramente una Ruker diversa da quella vista ieri sera a Cesena. Lasciamo il basket e passiamo all'Imoco Volley Conegliano. Ancora allenamenti dopo l'amichevole con Montecchio, una squadra di Serie A2, terminato, sì andava bene la foto, terminata 3-0 per le trevigiane. Eccola qui, dicevo, va bene la foto perché guardiamo con piacere la Robin de Cruyff, detta The Queen, la regina, perché finalmente è ritornata in campo. Ha fatto 2 set, è riuscita a giocare, era da tempo che non la si vedeva dopo il suo lungo infortunio, dopo tra l'altro la preparazione effettuata anche con la nazionale olandese, poi de Cruyff non è andata ai mondiali e ha continuato ad allenarsi con Conegliano. Adesso tutto sarà pronto, insomma, al più presto, si dice, lo dice anche Santarelli, per rivederla in campo. Sabato comincerà il campionato contro Casalmaggiore al Palaverde. Santarelli avrà finalmente a disposizione da oggi l'intera squadra con De Gennaro, tra l'altro la moglie, Silla e Danesi, che saranno salutate e ricevute dai tifosi, dalla stampa presso la ditta Garbellotto oggi proprio mentre vi stiamo parlando alle 12:30. Vi riferiremo di questo nell'edizione di domani. Silla tra l'altro ha già conosciuto parte dei tifosi l'altra sera ad un convivio al ristorante albergo Cadillac di Tarso di Revine. Benetton Rugby ad Agen in Challenge Cup ha perso e ha gettato al vento un primato che poteva darglielo Grenoble, e in effetti è stato così, fermando Harlequins. Adesso domenica torna il Pro 14 a Monigo, arriva il Leicester, grandissima e quotatissima formazione, inizio gara fissato per le ore 16. Con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo sportivo. Noi ci risentiamo domani, sarà venerdì, avremo più che altro uno speciale dedicato alle vice campionesse del mondo per quanto riguarda la pallavolo femminile, appunto De Gennaro, Silla e Danesi. A domani quindi, buona serata.